Ah, c'è? Ah, in diretta? Sì, 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 sì. Allora, Novara è proprio un ricordo triste. Sei entrato al posto di El Shaarawy proprio quel giorno lì. Sì, diciamo che evoca ricordi positivi e negativi. Positivi perché stavamo affrontando una finale per andare in Serie A. Per i negativi sappiamo come è andato adesso la partita, quindi sì. Di quell'anno mi sembra che siamo rimasti a disposizione adesso in tre, poi c'è la Cuffa, no, gli altri sono stati tutti cambiati. E sicuramente per noi sarà un ritorno un po' amaro, però sicuramente c'è anche voglia di giocare, di far bene e anche un po' di prendersi una piccola rivincita rispetto a qualche anno fa. Ti ricordi il momento del cambio? Quando sei entrato tu al posto di Stefano? Io mi ricordo, avevo preso il gol, ero stato espulso a 6, ho preso il gol su punizione, è stato un momento bellissimo per entrare, quello assolutamente. Però è andato, adesso ci abbiamo voltato pagina e adesso è un altro capitolo. Senti, è stato quella l'ultima partita di Stefano con il Padova, tu poi l'hai più sentito, lo senti ancora? No, l'ho sentito qualche volta l'anno scorso, diciamo non lo sento più, c'è qualche mio compagno tipo Francesco Renzetti che lo sente spesso, quindi mi tiene sempre aggiornato su Stefano. Cosa dite? Cosa dici tu che lo vedi segnare sempre, capocannoniere della Serie A? Vabbè, Stefano già quando era qui a Padova si vedeva che aveva un talento che al di fuori del comune. E che dire, bisogna fargli un bocca al lupo, sta facendo veramente bene e spero che continui così. Magari facendo tutti gli scongiuri possibili, il Padova cercherà di raggiungerlo in Serie A il prossimo anno. Ma la voglia, l'impegno, la speranza c'è, adesso manca ancora tanto, bisogna, come la nostra mentalità fino adesso, partita dopo partita e vediamo un po' cosa succede. Prossima partita appunto a Novara, ricordi, però c'è anche una partita da affrontare contro una squadra che è in difficoltà indubbiamente. Come fare per battere questo Novara? Ma quello sicuramente perché pur essendo una squadra con ottimi valori, con buoni giocatori e quando attraversi un periodo di diverse sconfitte consecutive il morale non è che sia alle stelle. Sicuramente per loro è una partita fondamentale perché hanno anche da poco cambiato allenatore, non stanno ancora ottenendo i risultati che vogliono, quindi sarà sicuramente una partita che bisogna lottare nell'arco di 95 minuti. Bisogna sempre essere concentrati perché abbiamo dato dimostrazione in questo periodo che agli ultimi minuti si possono vincere, si possono perdere le partite, quindi sicuramente massima concentrazione dal primo all'ultimo minuto. Padova come arriva a questa partita? Dopo il pareggio di Ascoli, con qualche infortunato di troppo, anche ieri Galli si è fermato, non si sa se sarà della partita. Sì, noi arriviamo come sempre, siamo sempre carichi, siamo reduci da un'ottima settimana di lavoro e abbiamo fatto una buona settimana e sappiamo cosa dobbiamo fare e poi come dicevo prima la differenza la fa la concentrazione e la voglia da parte del gruppo, quindi noi da quel punto di vista arriviamo molto carichi con la voglia di far bene, sapendo che sarà un campo molto difficile perché per la loro situazione e per la voglia che avranno anche loro di rimettersi in gioco. Senti, volevo chiederti, pare che abbiano qualche problema di salute, che dopo un'ora abbiano avuto un po' di difficoltà, infatti hanno subito gol 2 alla fine, insomma anche leggendo nelle varie cronache dei locali loro verificavano questa cosa. Considerata la loro situazione anche psicologica, fare una partita sia subito, difficoltà ancora di più psicologicamente, insomma che tipo di cosa vi ha detto Perso? Diciamo che su questo fronte non abbiamo discusso, però sicuramente come sempre del resto se prima riesci a mettere buone basi per i 90 minuti è meglio è, quindi sicuramente non è che andiamo lì a fare una partita che aspettiamo e ce la giochiamo ultimi minuti. Sicuramente quella può essere anche una tattica, ma noi come sempre cerchiamo
cerchiamo fin da subito di riuscire a passare in vantaggio. Poi ci sono delle volte in cui si riesce, a volte non si riesce, però abbiamo dato dimostrazione in questo periodo sia di poter vincere nel recupero, faremo un'insegna, e come pareggiare sempre grazie ad Andrea. Quindi diciamo siamo preparati a tutte le evenienze. Il fatto di passare in vantaggio fin dal primo tempo contro il Crotone e difenderci nell'arco dei 95 minuti. Quindi diciamo siamo un po' preparati a tutte le evenienze. Se uno dovesse scegliere è normale passare subito in vantaggio e poi tenere il risultato. Visto bene, ho visto carico, poi il giocatore non serve parlare perché lo conosciamo tutti. Poi noi qui a Padova abbiamo avuto modo negli ultimi anni di affrontarlo molto spesso in quanto lui era responsabile, e quindi sicuramente è un elemento in più che viene ad aiutarci, e si è già messo a disposizione da parte di tutti. Noi cerchiamo di metterlo a proprio agio, siamo in un gruppo a dicembre e il gruppo si è formato, quindi sta a noi quelli più vecchi metterlo a suo agio. Poi voglio dire, c'ha esperienza, è un bravo ragazzo, quindi non penso assolutamente ci siano problemi di ambientamento e tutto. Tu sei uno di quelli che è reduce dalla stagione scorsa, volevo chiederti, adesso un po' di tempo che siete quarti, quinti, setti, siete sempre lì, all'inizio dell'anno avete avuto questa volevo chiederti, gli obiettivi difficili all'inizio, tu eri comunque convinto del valore di questa squadra e sei convinto comunque che vagliate i playoff con questo tipo di squadra, magari qualche correzione a gennaio ci sarà, insomma, il campionato, quello che sta mostrando, cioè insomma sei convinto del valore di questa squadra? Sì, questo è il mio quarto anno a Padova, rispetto agli altri anni è stata improntata l'inizio di stagione in maniera diversa, in quanto quest'anno c'è stata ordinamento a livello generale e quindi anche a livello di spese e tutto, noi per primi, poi anche che abbiamo passato tipo lo stato del rinnovo e tutto, sappiamo che bisogna lavorare procedendo, quindi sicuramente si notavano delle differenze anche rispetto agli anni passati per gli acquisti. Quest'anno la società ha affrontato una campagna per di giovani con qualche innesto di esperienza. Quindi all'inizio si vedeva che le qualità da parte di quelli che sono arrivati, soprattutto i più giovani, c'erano e ci sono. E ci è voluto del tempo perché abbiamo cambiato totalmente il modulo di gioco, siamo passati da diversi anni con la difesa a 4, centrocampo a 3, il trequartista, le 2 punte, le 3 punte, a quest'anno con una difesa a 3, centrocampo inizialmente a 5, poi a 4, quindi sicuramente ci è voluto del tempo per ingranare tutti i meccanismi. Da parte nostra c'è massimo impegno e voglia perché i risultati li stiamo ottenendo, quindi sicuramente più passava il tempo e più c'era da parte nostra la consapevolezza che si poteva far bene. Sempre sul cambio di Sharawi, ha mai fatto qualche commento con voi su quel cambio di Novara famoso che poi di cui si è detto tanto, non so, magari parlando una battuta che ne so, di tanto di tempo? Ma sì, battute no, tutti sapevano il valore di Stefano, e in quell'occasione ha optato per quella scelta. È vero che Stefan sarà adesso quello che è, però ricordiamoci che diversi anni fa Stefan era più giovane, aveva esperienza, quelli in campo sono andati, c'era avvantaggiato, c'era poi De Paula. Ariel De Paula. erano tutti giocatori all'epoca di maggiore esperienza. Normale, adesso penso che nessuno avrebbe più fatto il cambio, se non dovesse cambiare Stefano adesso nessuno l'avrebbe cambiato. Prima era diverso. Poi ripeto, quella partita lì è stata una partita a sé perché rimani in 10 dopo un quarto d'ora, prendi un gol, bisognava anche pensare un attimino a non prendere il secondo e il terzo e così via. Quindi, però come ho detto prima, un capitolo chiuso, è stato bello, purtroppo l'ultima partita non è andata come volevamo e così. Invece, passando a
squadra ma soprattutto per voi difensori? Manca come punto di riferimento, non so, è una scelta pesante come la tua? No, ma sicuramente Marco a livello di esperienza e di persona di campo si fa sentire. Però noi fin dall'inizio il mister ci ha abituato durante gli allenamenti sempre a mischiare ogni reparto. Non è che per dirti sabato la difesa gioca tutta la settimana la stessa. Quindi i ragazzi che lo stanno seguendo, in cui sabato è capitato a Rolfo, e c'era anche il vicino che era in ballottaggio, quindi sono tutti ragazzi che del resto anche negli altri reparti sanno cosa devono fare. È normale che Marco, avendoci giocato col mister l'anno scorso anno, sapeva fin dall'inizio cosa voleva. Noi ci è voluto un po' più di tempo. Poi secondo me quest'anno una nostra